Vantaggi fiscali anche per le zone logistiche semplificate del Veneto. È questo l'obiettivo della proposta di emendamento che l'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato vuole portare all'attenzione della Commissione per lo sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. L'emendamento riguarda il disegno di legge di bilancio 2024, attualmente in corso di discussione, affinché i benefici fiscali previsti dall'articolo 52 siano estesi anche alle zone logistiche semplificate. Grazie a questo articolo, ad esempio, la ZES unica del Mezzogiorno potrà beneficiare di 1,8 miliardi di vantaggi fiscali, un'occasione che senza un emendamento sarebbe perduta al Veneto. Le ZLS corrispondono alle zone portuali di Venezia, Chioggia e Rovigo, attraverso il fiume Po, scali dove le procedure burocratiche sono più snelle e il commercio beneficia di regolamenti più leggeri. Ecco, io credo che in un momento come questo di particolare criticità anche economica e finanziaria sia doveroso avere l'attenzione giusta e corretta per le regioni come il Veneto che sono ad oggi comunque regioni traino d'Italia e, a detta del Sole 24 Ore, regione traino d'Europa. Abbiamo chiesto appunto questo emendamento e è stato condiviso e votato all'unanimità da tutte le regioni, comprese le regioni del sud. È un appello che faccio al governo e ai nostri parlamentari veneti perché questo emendamento venga presentato e approvato per una equità territoriale.